Bene, allora, quinto torneo internazionale Città del Mare, siamo nei minuti che precedono appunto l'inizio delle gare e siamo in compagnia di due campionesse. Alla mia sinistra c'è, diciamo per gli amici, Alex, visto che il tuo cognome è impossibile quasi da pronunciare, anzi ce lo vuoi dire tu? Giurgiuculese. Ecco, vabbè, uno scioglilingua comunque. Ecco, campionessa italiana assoluta e sei prossima atleta che parteciperà alle Olimpiadi. Sì, andrò alle Olimpiadi di Tokyo, mi sono qualificata insomma grazie ai mondiali che sono stati quelli di Baku l'anno scorso a settembre. Mi sono qualificata come sesta ginnasta migliore al mondo, sono molto contenta di appunto avere questa opportunità, insomma, di essermi riuscita a guadagnare questo sogno e speriamo nel meglio. Ecco, ti stai preparando in maniera adeguata, ovviamente. Sì, assolutamente, non perdo un giorno, ogni giorno è importante perché insomma più si è preparati per un obiettivo così importante meglio è, quindi non bisogna perdere nemmeno un giorno. Senti, le Olimpiadi sono, possiamo dire, il coronamento di un sogno? Sì, diciamo che come un cerchio perfetto, diciamo che tutte le gare, tutti i tornei internazionali, Coppe del Mondo, World Cup, World Challenge Cup, europei, mondiali e poi le Olimpiadi sono quelle che proprio chiudono il cerchio perfetto, quindi sì. Infatti ricordiamo che sei anche campionessa italiana, quindi appunto l'abbiamo già detto, che cosa hai provato appunto dopo aver vinto questo titolo? Beh, diciamo che quest'anno il titolo di campionessa assoluta italiana è stato emotivamente molto felice, ma perché diciamo che è da 3 anni che provo a guadagnarmi questo titolo, anche magari internazionalmente tutti direbbero ma sì, ma tu sei già campionessa assoluta così, invece di gara di per sé non ero mai arrivata, sono arrivata 2 anni seconda, invece quest'anno finalmente mi sono guadagnato il titolo. Ecco, sei un habitué qui di questa manifestazione a Caorle, direi che è sicuramente importante un po' per tutto il movimento. Sì, spero di essere un po' come ispirazione, come una cosa, nel senso tutti magari vedono me e magari dicono anche io vorrei arrivare a questi livelli, quindi mi alleno, cioè io vorrei essere un po' come una ginnasta a cui potersi ispirare, a cui potersi migliorare, ecco. Ecco, allora passiamo adesso a Tara, anche tu insomma sei, anzi ce lo vuoi dire tu che cosa hai vinto quest'anno? Quest'anno ho vinto il titolo nazionale della categoria allieve quarta fascia e sono molto felice perché nel 2016 ero campionessa nazionale italiana, poi nel 2017 c'è stato un fuoripedana al cerchio e quindi sono arrivata al secondo posto, mentre l'anno scorso sono arrivata seconda e quindi quest'anno il mio obiettivo era arrivare al titolo nazionale. Ecco, ci sei arrivata, quali traguardi ti poni per la tua carriera? Io spero di entrare nella nazionale italiana come individualista e se non ci riesco punto comunque alla squadra. E in ogni caso cerco di arrivare nella nazionale italiana e comunque di fare le gare più importanti come europei, mondiali. Ecco, grazie mille e adesso godiamoci la gara.